Ci accingiamo ad ospitare l'evento sportivo dell'anno, che vede la riserva biosfera Monte Grappa, MAB UNESCO e il territorio comunale di Borso del Grappa particolarmente interessati da questa decisiva tappa, la 20ª tappa del Giro d'Italia 2024. Un evento turistico e sportivo di grande interesse, con importanti ricadute economiche per l'intero ambito nel medio e lungo periodo. Ringrazio le nostre realtà produttive e territoriali perché ancora una volta hanno dimostrato la loro grande sensibilità e in particolare ringrazio la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, qui rappresentata dal suo presidente, il dottor Mario Pozza, per l'importante contributo economico accordatoci a sostegno delle tante iniziative, della gestione e anche dell'abbellimento in rosa del nostro comune. Ma credo che l'invito del Sindaco sia stato doveroso nei confronti del sistema camerale. La Camera di Commercio deve promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti e lo sport e tutto quello che c'è dietro lo sport è necessario per lo sviluppo. Poi siamo nel distretto della bicicletta, in un contesto bellissimo, nella Pedemontana Veneta, siamo in un contesto produttivo tra i più alti di valore nel sistema provinciale e regionale veneto e quindi il nostro contributo proprio vuole far sì che questa nostra realtà, sebbene sia alla periferia della provincia di Treviso, sia una realtà che merita l'attenzione del tessuto economico. L'evento, il Giro d'Italia, è un evento non solo nazionale, internazionale, milioni di telespettatori avranno l'opportunità di vedere le nostre bellissime colline, le nostre bellissime montagne, i paesi, Borso del Grappa in particolare, poi una tappa importante e quindi su questo noi puntiamo molto nella promozione turistica, ma non solo nella promozione turistica di sé, ma anche una promozione turistica industriale, perché ci sono tante belle realtà industriali artigianali da far vedere e da far conoscere. Ecco, questo è uno strumento comunicativo importantissimo e la Camera di Commercio punta molto sul promuovere il territorio proprio tramite gli strumenti che al giorno d'oggi tutti noi conosciamo, ma sono strumenti nuovi ma anche i tradizionali. Il Giro d'Italia è uno strumento di promozione tramite la diretta televisiva che ancora ha un suo valore e di conseguenza io mi auguro che questo nostro impegno economico sia ripagato e che questa nostra realtà e queste nostre bellezze siano conosciute in tutto il mondo. Una giornata che si preannuncia dal punto di vista tecnico molto spettacolare e che vi invitiamo assolutamente a seguire. Bene, allora innanzitutto diamo il benvenuto all'ex campione del mondo, 5 volte campione del mondo e campione olimpionico Atlanta 1996, a Silvio Martinello. Da molti anni oggi commentatore a Radio Rai Sport, che oggi ci accompagnerà a conoscere, a scoprire questa importantissima tappa del 107° Giro d'Italia, l'Alpago Bassano del Grappa, che vede proprio il territorio di Borso del Grappa particolarmente interessato con una doppia scalata del Monte Grappa. Perciò ringrazio veramente Silvio, ringrazio Daniele per essere qui con noi, per darci tutte le delucidazioni tecniche per quanto riguarda appunto questa importante salita che molto probabilmente deciderà le sorti del vincitore del Giro d'Italia 2024 e con l'occasione promuoveremo anche quelle che sono le esclusive produzioni agricole del nostro territorio, dal biso di Borso ai formaggi della montagna, il Morlacco e il Bastardo in particolare. Ecco le bellezze naturalistiche che il Monte Grappa e la Pedemontana del Grappa tutta a pieno titolo rappresentano. Grazie Flavio per la presentazione. Io oggi sono qui insieme a Daniele che mi accompagnerà per scoprire le caratteristiche di questa ormai tradizionale salita versante che ci porta a Cima Grappa, che come diceva Flavio, il sindaco di Borso del Grappa potrebbe decidere le sorti della prossima edizione del Giro d'Italia, un Giro d'Italia che vivrà proprio qui il suo
atto finale per quanto riguarda la classifica generale, perché la sera stessa la carovana si sposterà verso Roma, dove il giorno successivo, la domenica, appunto, si concluderà con la tradizionale passerella sui fori imperiali, una tappa che sarà dedicata naturalmente alle ruote veloci, ma la classifica generale si deciderà qui, in questa 20ª frazione dal Pago in provincia di Belluno, transitando da Ca del Poggio e le 2 scalate finali a Cima Grappa, Monte Grappa, che quindi sarà il protagonista principale di questa edizione del Giro, e oggi insieme a Daniele ve la racconteremo. Iniziamo proprio da qui, dalla frazione di Sant'Eulalia, e la competenza territoriale del nostro comune, per accompagnare e partire con questa piacevole pedalata in compagnia di 2 grandi amici. Ecco, Borso è anche il paese dello sport, è riconosciuto a livello internazionale, e per il volo libero in modo particolare, per l'arrampicata, per il northwalking, per tantissime iniziative sportive che ogni anno, oltre alle 2 ruote naturalmente, richiamano migliaia e migliaia di visitatori e di appassionati dello sport, ai quali tutti diamo il benvenuto. Siamo sulla strada provinciale che proviene da Possagno, circa 4 km, arriveremo a Semonzo e lì inizieremo a salire. Dopo qualche chilometro di riscaldamento siamo pronti, vedete siamo proprio alle pendici del Monte Grappa, questa salita che misura nel suo complesso 18 km e 200 metri, una pendenza media che supera l'8% con una pendenza massima che arriva al 14%, anche se c'è un breve tratto, circa 100-150 metri, dove si toccano anche il 19% di pendenza, quindi una salita particolarmente impegnativa che arriva alla fine del giro, alla 20ª tappa, quindi con gli atleti molto stanchi, con una classifica che potrebbe non essere ancora ben delineata, e pertanto ci aspettiamo grande battaglia che oggi non vedrete, perché io so che Daniele ha in animo di attaccarmi, ma io mi sono attrezzato e cercherò chiaramente di contrastare i suoi attacchi. La battaglia la vedrete il giorno della tappa, il 25 maggio. Eccoci qua, dopo i primi 7 km circa di salita facciamo la prima sosta finalmente e ci fermiamo in questo punto caratteristico. Mancano 11 km al Gran Premio della Montagna del Monte Grappa. Questo luogo è caratteristico perché richiama appassionati di parapendio da tutto il mondo. Ci sono correnti ascensionali decisamente favorevoli che favoriscono appunto questa spettacolare attività, che richiama appassionati da ogni parte del mondo in tutte e 4 le stagioni, per tutto il periodo dell'anno. Siamo transitati qualche centinaio di metri fa di fronte alla locanda 77, chiaramente, che aiuta questi appassionati anche a trascorrere la giornata, e dopodiché si lanciano verso la pianura e potete vedere questo straordinario momento in cui diversi già si sono lanciati e altri che si stanno preparando a farlo. Con Daniele facciamo la nostra seconda sosta a Campo Croce, in questa spianata, dove la salita praticamente si divide in 2, nel senso che finora abbiamo pedalato, seppur faticando, nel tratto tecnicamente più semplice. Da qui in poi, per arrivare ai quasi 1700 metri del Monte Grappa, si pedalerà su pendenze ben più impegnative. Però valeva la pena fermarci in questo luogo,
in questa chiesetta che è stata realizzata e consacrata poi nel 1959 a ricordo di una sosta che nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1901 qui fece il patriarca allora di Venezia, Giuseppe Sarto, poi diventato Pio X. Fu in quegli anni che i fedeli della comunità di Borso del Grappa decisero, a ricordo di questo particolare momento, di erigere questa chiesetta che vedrà transitare i corridori del Giro d'Italia nella 20ª frazione il prossimo 25 maggio. Ehi Daniele, dove vai? Dove vai di là? Si va di qua, eh? Però, aspetta che però possiamo qui, questa che vedete alle nostre spalle è la via di collegamento tra il versante da Romano d'Ezzelino, che verrà percorso in discesa, e il versante da Semonzo che stiamo percorrendo in salita. Questa che stiamo percorrendo è anche detta la strada del Generale Giardino. Quella che percorreremo in discesa, il versante da Romano d'Ezzelino, è il versante Generale Cadorna. Una informazione di servizio fondamentale che non ha nulla a che vedere con i riferimenti storici, ma che sarà importante il 25 maggio prossimo. Questo tratto di collegamento tra i due versanti sarà chiuso al traffico il 25 maggio e sarà una zona dove sarà adibita a parcheggio. Pertanto gli appassionati, e se ne attendono tanti in questa giornata cruciale del prossimo Giro, avranno chiaramente in tempi molto più anticipando, ora non ci sono le informazioni precise sugli orari, ma anticipando di molto il passaggio della corsa, avranno la possibilità di parcheggiare i loro mezzi proprio in questa strada di collegamento. Bene, ora abbiamo questo brevissimo tratto dove la strada spiana un po', per poi iniziare a risalire. Siamo già dentro gli ultimi 3 chilometri al Gran Premio della Montagna. Si transiterà a Monte Grappa senza arrivare a Cima Grappa, perché come sapete questa salita verrà affrontata per 2 volte. Quindi la possibilità anche per i tantissimi appassionati che quel giorno saranno presenti di poter seguire ben 2 passaggi della corsa. Quindi sarà una tappa particolarmente impegnativa che vivrà il suo momento topico dal punto di vista tecnico, presumibilmente nella seconda scalata al Monte Grappa. Al Gran Premio della Montagna non si arriva a 1675 metri, appunto perché non si arriva a Cima Grappa, ma si devia prima 1675 metri, lungo tratto in discesa per poi ritornare a Semonzo e iniziare questa salita che vi stiamo facendo vedere io e Daniele per la seconda e ultima volta. Al secondo passaggio invece, una volta arrivati in picchiata a Romano d'Ezzelino, si proseguirà verso il traguardo di Bassano del Grappa e conosceremo all'arrivo di quella tappa anche il vincitore non solo della tappa ma anche del Giro d'Italia. Hola, bene, siamo in cima al Gran Premio della Montagna di Monte Grappa. Qui inizia immediatamente, anche con pendenze decisamente importanti, la discesa.
che ci porterà a Ponte San Lorenzo, e prima di Campo Solagna c'è un tratto, un dentello, 1 chilometro ancora in salita, dopodiché si continuerà a scendere verso Romano Dezzelino. Primo passaggio a Romano Dezzelino, immediatamente verso Semonzo si inizierà a salire per la seconda volta, come vi dicevo, la salita del Monte Grappa. Invece al secondo passaggio, dopo aver terminato la discesa, si proseguirà verso il traguardo di Bassano del Grappa. In cima al Monte Grappa è l'occasione anche per ricordare il sacrario che è posto a cima Grappa, 1 chilometro più su. Non ci transita la corsa, ma chiaramente sia le immagini televisive sia i commentatori radio, tv avranno l'occasione e l'opportunità di citare questo luogo sacro, appunto, dove sono conservate ben 24.000 spoglie di soldati italiani e austro-ungarici che hanno perduto la vita durante il primo conflitto mondiale. Allora abbiamo iniziato la discesa da meno di 1 chilometro, forse il tratto adesso più impegnativo sarà quello che affronteremo a breve. Siamo nel cuore della Val Puise, un luogo meraviglioso, basta guardare il panorama alle mie spalle e fronte a me il grande sacrario di Cima Grappa con il portale a Roma, con la via eroica e con la Madonnina del Grappa a protezione delle genti venete. Ecco, questo è il cuore anche della produzione del formaggio Mollacco e Bastardo, che si produce proprio tramite l'alpeggio nel periodo estivo. Incontreremo diverse malghe, queste sono le malghe che elencherò, sono lungo la provinciale Cadorna, General Cadorna, e incontreremo appunto Malga Meda, la più alta malga in quota, Malga Mal delle Foglie, Malga da Quinto, Malga Pat e Malga Moda. Faremo una sosta anche da Malga Pat per una piccola ripresa di quello che è stato uno dei cimiteri di guerra più importanti del nostro territorio comunale per la comunità di Borso nel 1917-18. Un cimitero che è stato ristrutturato, riqualificato nel settembre del 2021 e era il primo cimitero di guerra, perciò lungo proprio le retrovie e i campi di battaglia. Noi, caro Daniele, si fa una sosta anche in discesa, perché qui siamo a Ponte San Lorenzo ed è un bivio particolarmente importante perché non sono finite le difficoltà. Se ora ci sono le difficoltà legate all'attenzione che bisogna prestare in discesa, però qui a Ponte San Lorenzo, qui si gira a destra, poi immediatamente a sinistra uno strappo di circa 1 chilometro decisamente cattivello che ora vi faremo vedere e che sarà l'ultima asperità di giornata per i corridori del Giro d'Italia. Non c'è il Gran Premio della Montagna in cima, ma gli organizzatori, il comitato di tappa, ha voluto quel pizzico di cattiveria in più per rendere il tutto ancora più indeciso fino alla fine. Pertanto ultimo strappo, ultima asperità prima del traguardo. Eccoci qua, questo è un bivio importante di questa frazione perché dopo il primo passaggio sul Monte Grappa, lunga discesa verso Romano Dezzelino, al primo passaggio si girerà a sinistra per ritornare a Semonzo e andare a riattaccare la salita verso il Monte Grappa, quella che abbiamo appena vissuto insieme a Daniele che vi abbiamo raccontato. Dopo il secondo passaggio sul Monte Grappa e successiva discesa verso Romano Dezzelino invece si gira a destra. Noi oggi un solo passaggio abbiamo fatto e ci basta, vero Daniele? Ci basta assolutamente. Ora noi giriamo a destra e vi facciamo conoscere gli ultimi 5 km di questa frazione che terminerà a Bassano del Grappa. Una giornata che si preannuncia dal punto di vista tecnico molto spettacolare e che vi invitiamo assolutamente a seguire.